Matteo Paniziutti, Giovanni Sede e Andrea De Lusso, tre protagonisti di questo Taloro Monteponi 4-0 ragazzi, neanche la pioggia vi ha fermato oggi, no? Matteo? Già. E raccontaci questo gol a centrocampo che hai fatto oggi. Provato in allenamento possiamo dire, no? No, assolutamente no. Appena la palla rimbalza tu calci, così. Non si poteva fare altro in un campo così. E questo gol a chi è dedicato? Alle tue scarpette che sono rimaste poi nello No, non spogliatoio, erano manco no? mie, non era. Ah, ecco perché hai segnato. Di chi erano le scarpe, diciamo? Di Bua. Ah, di Bua. Invece Giovanni, come hai visto questa partita? Il primo tempo no, avete preso pali, traverse, la palla non voleva entrare. Il primo tempo siamo stati un po' sfortunati, poi abbiamo trovato il gol e nel secondo tempo abbiamo dilagato e quindi è andato per il verso giusto. Comunque lo schema di mister Mastio era palla lunga per pedalare, per questo sei uscito, giusto? Esattamente. Un po' tecnico, il giocatore questo. non adatto a questo tipo di campo, no? Esatto, per questo. Hai simulato un infortunio, ma come stai adesso? No, c'è stato il colpo, però adesso speriamo di recuperare per di dare tutto nella partita che conta di più. Che sarebbe quella con la Ferrini, giusto? Sì. Ma raccontateci voi con la Teticuri cosa stavate facendo, giusto per non farsi gli affari degli altri. La festa Del centro giorni. Non vi siete neanche presentati nel dopo partita, No, niente. non eravamo. Era meglio stare a casa, diciamo. È andata bene lo stesso. Dai. Comunque come Fulicota diciamo siete tra i ragazzi nel campionato di eccellenza che vi state mettendo in mostra. Se il Taloro nel girone di ritorno è riuscito fuori anche perché insomma aveva qualche ragazzo bravo o no? Sicuramente. Poi un giusto mix tra grandi e giovani. E dei grandi chi è il più forte, possiamo dirlo? Il capitano. No, tirando Roberto Mello ovviamente. Non citate Marco Pinna, mi raccomando. I grandi sono tutti forti, cioè per noi sono tutti un esempio, per noi da Cherchi a Pinna, Rice, Zani, sono tutti importanti e forti. E il tuo idolo qual è invece Giovanni? Il mio idolo? Sì. Ma della nostra squadra? Sì. Il capitano. Anche lui capitano. Dimmene tu Andrea uno diverso. Il capitano è un esempio per tutti, poi c'è anche Carlo Arrais che ha esperienza, Cherchi, Zani, c'è bisogno un po' Invece i della- giocatori più forti che avete visto in questo campionato di eccellenza qual è stato? Delle altre squadre? Ce ne sono molti. C'è Borrosto dell'Atletico Uri, sono tanti. E dei fuoriquota invece? Fatemi due nomi. Che non siano amici vostri, eh? Fuori quota con cui abbiamo giocato. Che ti posso dire? Siete ancora concentrati? Ci sono quelli delle Panai, del latte dolce, molto forte. Poi chi ci può essere? Giuliani e Fiori della Ferrini, che dietro comunque. Che forse saranno i prossimi avversari vostri, no? Sicuro. Ecco perché li avete vantati. Benissimo ragazzi, comunque complimenti per la partita di oggi, per il campionato che state facendo con la Juniores e con la prima squadra, in bocca al lupo per la partita con la Ferrini. Crepi. E buona doccia calda, l'avete già fatta, no? Sì, Già fatto. Ok, perfetto. Ciao. Grazie. Siamo con Pietro Mulas, uno dei panzer del Taloro che oggi ha ammattato, possiamo dire, la Monteponi. Dovevate vincere contro il gol di scatto, ne avete fatto 4. Meglio così non poteva andare. Ci è andata bene anche perché il campo era quello che era. Stavamo provando in tutti i modi di fare il terzo gol. L'abbiamo fatto e abbiamo fatto anche il quarto alla fine. Questi sono i campi in cui si esaltano le qualità di giocatori come te, no? È il mio campo, come si dice. Però nel primo tempo avete avuto qualche difficoltà a trovare spazi, non avete tardato anche a fare il primo gol. Abbiamo tardato a fare il primo gol per la sfortuna. 2 pali e una traversa non riuscivamo a segnare. Non entrava. Poi nel secondo tempo forse anche loro ormai non avevano più niente da. Poi il mister abbiamo visto che ha iniziato a spostare avanti Agostino Massidda, a fare un'altra torre, poi aveva messo quelli pesanti davanti, no? E Agostino ha giocato altre partite e punta, è un animale. Adesso andate a giocare sul campo della Ferrini con il vantaggio che vi va bene anche il pareggio. Non sarà facile giocare contro la Ferrini perché è una grande squadra, anche in eccellenza ha una bella squadra, quindi dobbiamo dare tutto. Certo. Tu Pietro sei anche uno dei protagonisti della prima squadra di eccellenza, insomma il Gavui alla fine, sia che nevichi che stia piovendo, alla fine è sempre lì, insomma, giocarsela sia con la prima squadra che con la Juniores. È bello giocare soprattutto in prima squadra, ma per il pubblico dobbiamo dare tutto anche nella Juniores. Poi diciamo, tu sei uno di Gavoi, insomma, questi di Gavoi quando giocano poi lasciano il segno, anche oggi un gol e un assist. Dobbiamo lasciare il segno, se non lo lasciamo noi, soprattutto quelli di Gavoi devono dimostrare che per il pubblico, ma soprattutto per tutti, che dobbiamo meritare questa categoria.
Benissimo Pietro, mentre continua a piovere anche dopo la partita, noi ti ringraziamo, ti facciamo grandi complimenti per il gol, per la vittoria e ovviamente in bocca al lupo per la partita con la Ferrini. Grazie.